Iniziamo? Il dottor Quaglia non c'è. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti. A nome della Camera di Commercio e del suo presidente, il dottor D'Apuzzo, che oggi non ha potuto essere qua. Oggi diamo l'avvio alla quinta edizione del Future Forum, quinta edizione che anche questa edizione cambia format, testimoniando lo spirito di iniziativa che caratterizza questo evento. La manifestazione si svolgerà nell'ambito oltre che a Udine, nell'ambito dei 4 siti UNESCO della provincia, cioè Cividale, Palmanova, Aquileia, sì, mi sembrava che c'era qualcosa di importantissimo, Aquileia e Forni di Sopra in rappresentanza delle Dolomiti Carniche. La manifestazione si svolgerà da oggi al 13 aprile, il tema sarà la nuova economia della bellezza, ossia la gestione e la promozione dei beni culturali, il turismo e i nuovi modelli di comunicazione, le imprese creative, il rapporto tra tutela e sviluppo locale e la promozione del patrimonio archeologico, architettonico, storico e naturalistico di questi 4 siti. Il Future Forum 2018 vuole sviluppare il valore e la potenzialità economico, turistico e culturale produttive connesse con la presenza di questi 4 siti UNESCO. Offrendo a interlocutori sia pubblici che privati informazioni, strumenti, spunti per progettare il futuro. Qui oggi incontriamo i principali responsabili delle politiche nazionali e regionali nell'ambito turistico e beni culturali. Si discuterà anche di modelli allestitivi e contenutistici che accrescano l'accessibilità dei siti culturali e turistici a tutti i cittadini. Quest'ultimo tema sarà oggetto del workshop di domani alle 16 nella nostra sala dell'economia. I promotori di Future Forum 2018, oltre alla Camera di Commercio ovviamente, sono l'Università di Udine, i comuni siti dell'UNESCO e un insieme di altre organizzazioni pubbliche e private. L'evento è inserito nell'anno europeo del patrimonio culturale in collaborazione col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'evento promuove il progetto Mirabilia, che è la rete di tutti i siti italiani dell'UNESCO cosiddetti minori. Di questa associazione Mirabilia la Camera di Commercio è partner e in questa sua partnership anticipa la nuova competenza data dalla nuova legge di riordino delle Camere di Commercio, competenza relativa alla promozione della cultura e del territorio. A questo punto do la parola al professor Solima, coordinatore di questo incontro. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, questa sessione si svolge in continuità con una precedente sessione che si è appena conclusa, nella quale sono stati affrontati e dibattuti temi molto interessanti, naturalmente legati agli argomenti di cui si occupa il Future Forum
cioè l'economia della bellezza o comunque il rapporto tra economia, cultura, turismo e sviluppo locale. Al tavolo abbiamo un tavolo molto qualificato di soggetti in grado di rappresentare da una parte l'aspetto istituzionale e dall'altro anche quello di carattere scientifico, perché inizio a presentare le persone che sono al tavolo qui con me. Il dottor Palumbo, che è il direttore generale della Digiturismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'architetto Manuel Roberto Guido, dirigente della Direzione Generale Musei, sempre del MIBACT, Gianni Torrente, che è assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, e poi seduti in prima fila, ma insomma pronti per dare il loro contributo, tre colleghi dell'Università di Udine, Andrea Zannini e Andrea Moretti, e dell'Università di Trento, Mariangela Franchi. I tempi a nostra disposizione non sono lunghissimi, per cui, avendo anche iniziato con un leggero ritardo, per cui io limito le considerazioni che avrei voluto svolgere, che magari eventualmente recupero in chiusura, e partirei quindi con gli interventi programmati, queste brevi relazioni che chiederei complessivamente di contenere nell'arco di una dozzina di minuti, invitando a parlare l'architetto Manuel Roberto Guido, ripeto, DG Musei del MIBACT. Grazie. Grazie, ringrazio naturalmente la Camera di Commercio in questo momento nella persona della dottoressa Maddalena e l'organizzazione di Future Forum, che ha voluto coinvolgere il Ministero dei Beni Culturali, in particolare per quanto mi riguarda, a parte la presenza del direttore generale Palumbo, anche della Direzione Generale Musei, ma tenuto conto anche, consentitemi di dirlo, di una mia pregressa e molto lunga esperienza nel settore del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per circa 18 anni mi sono occupato delle candidature italiane, ne ho seguite 35 sulle 53 che attualmente abbiamo raggiunto. Posso permettermi con un minimo di orgoglio di dire che quando abbiamo iniziato nel 94 eravamo 12esimi nella classifica mondiale, nel 2004, quindi diciamo a distanza relativamente brevi, siamo diventati primi della graduatoria mondiale. Questo primato speriamo di poterlo mantenere un pochino, perché i cinesi ci insidiano, ma hanno una potenza di fuoco enorme rispetto alla nostra, soprattutto nei mezzi, e poi loro sono un vero e proprio continente dove il patrimonio culturale e soprattutto quello naturale, dove noi abbiamo qualche problema, è molto presente. Su questa mia esperienza però, che non è soltanto un fatto storico, noi stiamo lavorando anche per quanto riguarda le prospettive future, che è quello che credo interessi molto di più il pubblico questa sera. Vorrei però fare questa piccola e velocissima richiamo a una storia che però ha un senso anche con il titolo della manifestazione di oggi, cioè il fatto che nel 2001 l'UNESCO, in particolare il Comitato del Patrimonio Mondiale, chiede agli Stati membri, al momento di presentare una candidatura, che venga predisposto un piano di gestione, senza però specificare di che cosa si trattasse il piano di gestione, anche se in letteratura l'ICOMOS, che è l'organismo internazionale che di questo si occupa, cioè della valutazione dei siti UNESCO e di supporto alle candidature, dà un'interpretazione molto corretta ma leggermente restrittiva secondo la nostra ottica, cioè è un piano di conservazione. Per quanto ci riguardava, il piano di conservazione era già garantito dalla normativa, che è una normativa, come voi sapete bene, particolarmente stretta, molto più di quanto non lo sia in tanti altri stati, ma che aveva e continua ad avere anche delle caratteristiche di tutela passiva che noi volevamo cercare di superare. Abbiamo immaginato questo strumento di piani di gestione proprio come uno strumento dove tutela e conservazione si potessero coniugare con il tema dello sviluppo socio-economico. Tant'è vero che abbiamo iniziato un percorso con il primo piano di gestione, quello del Val di Noto, dove abbiamo inserito questo elemento dello sviluppo sostenibile, elemento che inizialmente è stato molto criticato dall'UNESCO perché veniva considerato una sorta di deviazione rispetto a quello che è l'obiettivo prioritario della lista del patrimonio mondiale, cioè quello di conservare il patrimonio, ma noi diamo per scontato, tra l'altro siamo il Ministero dei Beni Culturali, poi siamo diventati anche del turismo, che per noi il nostro compito principale è quello della conservazione del patrimonio, ma il patrimonio non si conserva soltanto attraverso leggi, il patrimonio si conserva quando diventa un fatto identitario della popolazione che lo vive tutti i giorni e quando diventa anche uno strumento di sviluppo economico. Nasce così un piccolo gruppo di lavoro di cui però, posso dirlo,
non eravamo rimasti d'accordo, caso ha voluto che fosse presente, allora molto giovane, anche il dottor Palumbo, che ha collaborato con un docente dell'Università di Roma in settore dell'economia e della cultura per la redazione di questo primo piano di gestione. Poi combinazione vuole che a distanza di tanti anni ci ritroviamo nello stesso tavolo con ruoli diversi, ma ricordando questa esperienza. Un'esperienza molto positiva, riteniamo, perché appunto ha avviato un discorso in cui la partecipazione dei soggetti che presentano la candidatura era uno dei requisiti molto importanti da noi fondamentali. Noi poi abbiamo fatto delle linee guida per i piani di gestione con un gruppo di esperti che sono state utilizzate e continuano ad essere utilizzate per questo tipo di iniziativa. Nelle linee guida, anche in questo caso, abbiamo sottolineato come i diversi piani di azione che il piano di gestione deve sviluppare devono coniugare l'aspetto della conservazione con quello dello sviluppo. Poi ricordo che nel 2006 il Parlamento ha approvato una legge, la legge 77 appunto del 2006, dedicata proprio ai siti UNESCO italiani, dove abbiamo potuto inserire all'interno dell'articolato l'obbligatorietà dei piani di gestione, strumento che fino ad allora non era previsto da alcuna normativa, e devo dire che nello scrivere la norma in effetti abbiamo avuto notevoli difficoltà, perché resta soltanto un'enunciazione, il piano di gestione obbligatorio, perché tenuto conto della enorme diversità delle tipologie dei siti UNESCO risultava assolutamente improponibile immaginare qualche cosa di più oltre la semplice enunciazione. Voi sapete benissimo che partiamo da luoghi puntuali, siti puntiformi. Qui in Friuli è sì un sito seriale, ma abbiamo all'interno del sito UNESCO il caso del tempietto longobardo di Cividale del Friuli, che però si accompagna ai resti dell'edificio patriarcale che sono sotto il nostro museo archeologico, ma sostanzialmente un luogo ridotto come dimensioni a interi territori, i grandi paesaggi culturali, i grandi beni naturalistici, come nel caso, tornando al caso nostro friulano, delle Dolomiti. Quindi immaginare quale fosse lo strumento attuativo del piano di gestione era del tutto improponibile, una legge che comunque ha finanziato l'attuazione di questi piani. Però qual è appunto la riflessione che voglio portare a questo tavolo rispetto a questa esperienza ormai abbastanza lunga e lontana nel tempo? Quando anche oggi prepariamo un'iscrizione ministeriale, ed è stato anche ricordato recentemente, cioè il nostro primo tavolo dal vice sindaco, se non ricordo mai, il vice sindaco di Palmanovra, c'è una grande partecipazione da parte del pubblico, grande partecipazione da parte delle amministrazioni, l'obiettivo di raggiungere questo riconoscimento importantissimo di livello mondiale mette tutti intorno al tavolo e tutti lavorano molto bene. Io sono testimone, come vi ho detto, di queste esperienze in tutto il territorio nazionale, devo dire estremamente positive. Vedo tutti lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Durante il nostro tavolo precedente qualcuno ha detto, ma in realtà è molto difficile fare delle reti, lavorare insieme, pubblico, privato, associazioni, gruppi, addirittura studenti. Diciamo che nel caso in cui si vuole raggiungere questo obiettivo, questo è un esempio che si è ripetuto dappertutto, cioè tutto sommato gli italiani sono anche in condizioni di poter lavorare insieme, di fare sistema, di fare sinergia quando ci si propone di raggiungere un obiettivo condiviso, e questo credo che sia un caso che valga la pena di prendere in considerazione. Purtroppo però, ecco, questo è l'aspetto delle ombre del titolo di questa slide, in realtà spesso, se non quasi sempre, una volta raggiunto l'obiettivo, questo entusiasmo scema, cioè quell'attenzione, quella partecipazione, quel coinvolgimento piano piano si perde nel tempo fino addirittura a diventare, come dire, un lontano ricordo, addirittura molte volte nemmeno uno se lo ricorda più per siti che sono stati scritti una ventina di anni fa. E questo è un elemento estremamente negativo. E non è in questo momento facile trovare una ricetta dedicata ai siti UNESCO che aiuti a risolvere questo problema, ma il tema delle reti, tra l'altro quella del progetto Mirabilia di cui oggi qui si parlerà, penso, è certamente uno dei sistemi per poter mantenere in piedi un'attenzione su questo argomento. Devo dire che proprio perché questo tema della mantenere in piedi l'attenzione per noi è sempre stato un tema fondamentale, e anche quello di lavorare con un obiettivo, e lavorare in rete, lavorare con le associazioni, lavorare con il pubblico, lavorare con il privato, abbiamo ipotizzato, un lavoro che è tuttora in itinere perché non l'abbiamo concretizzato, mi auguro che possa arrivare a conclusione prima o poi, che si possa ragionare intorno al concetto di marchio. Questo perché? Perché il concetto di marchio è un concetto che naturalmente non è il marchio UNESCO, scusatemi, piccola digressione,
il marchio UNESCO non è un marchio commerciale. Il marchio UNESCO viene utilizzato in maniera subordinata per tante attività di valorizzazione, ma certo con notevoli difficoltà. Assolutamente improponibile fare attività commerciale utilizzando il logo del patrimonio mondiale. Saremmo immediatamente, come dire, messi in punizione da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale. Però ecco, il concetto del brand di qualità e del lavorare in rete insieme può essere associato con altri tipi di marchi. Ci sono molte esperienze internazionali di marchi che hanno, come dire, dato un grande risalto a certi luoghi del territorio. Ci sono molte esperienze francesi. In Francia c'è un marchio che si chiama Grand Site de France, che certamente riguarda luoghi soprattutto di carattere naturalistico e paesaggistico, che tende a promuovere un territorio nel suo insieme. Da qui le necessità che si possa cominciare a ragionare su questo aspetto, tenendo presente che però è necessario, e questo comunque al di là del marchio è uno degli elementi fondamentali, che queste iniziative territoriali siano sostenute da delle governance adeguate. Strumenti fondamentali perché ci sia una continuità nel tempo delle iniziative. Devo dire che questo nostro lavoro, questa nostra esperienza è stata poi riportata in uno studio condotto dal compianto professor Walter Sant'Agata, che ha guidato un gruppo di lavoro e ha prodotto il volume di cui voi leggete qui il titolo, Un marchio per la valorizzazione dei territori di eccellenza dai siti UNESCO ai luoghi italiani della cultura, dell'arte e del paesaggio, di cui io ho una copia cartacea, come vedete abbastanza ponderoso. Esamina il tema dei marchi UNESCO, esamina 4 casi in particolare, anche se l'esame riguarda alcuni anni fa, le modalità con le quali viene utilizzato il concetto di marchio collettivo. Se vi interessa si può liberamente scaricare dal sito web della Direzione Generale Musei, musei.beniculturali.it/risorse/pubblicazioni, e lo trovate a vostra disposizione. Credo che per chi si occupa di questa materia sia una lettura interessante. In realtà ecco, l'elemento fondamentale perché queste cose possano effettivamente avere un seguito è la partecipazione attiva dei soggetti locali, pubblici e privati, con un impegno costante nel tempo, pena la revoca del riconoscimento. Questo è un altro degli aspetti che costituisce una debolezza dei siti UNESCO. Si dice tante volte si rischia l'esclusione, l'estromissione dalla lista del patrimonio mondiale, si corre subito ai ripari. In realtà è un evento assolutamente eccezionale. In tutta la casistica UNESCO soltanto 2 volte c'è stata una esclusione di un sito dalla lista del patrimonio mondiale. Uno è stato un caso dell'Oman, dove in realtà è stato lo Stato membro che, dovendo fare delle ricerche petrolifere in un'area naturale protetta, ha pensato bene che piuttosto che tenersi l'area naturale protetta preferiva avere il petrolio e quindi ha chiesto di essere escluso, quindi un caso eccezionale. E l'altro un caso tedesco, anche questo molto discutibile, di fatto è molto difficile uscire, quindi non c'è questo spauracchio, anche se qualcuno ogni tanto lo tira fuori. Devo dire però che, tornando a un discorso di maggiore attualità, questa esperienza del discorso in rete che noi stiamo cercando di fare anche con i siti UNESCO in realtà è fortemente presente nella riforma che il ministro Franceschini ha voluto attuare a partire dal 2014, soprattutto nel settore museale, dove tra le tante novità ha introdotto un elemento di grande rilevanza, che è quello del sistema museale nazionale. Il sistema museale nazionale che è stato sancito recentissimamente con decreto del 21 febbraio, quindi qualche giorno fa di quest'anno, peraltro con una forte partecipazione anche delle regioni, è qui presente l'assessore Torrenti, che tra l'altro ha una doppia veste, oltre ad essere assessore del Friuli anche coordina l'attività della cultura nella conferenza Stato-Regioni, che con noi ha molto collaborato, hanno contribuito a redigere non solo il testo ma anche gli standard di qualità che sono collegati a questo testo. Ecco, allora questo tema del sistema museale nazionale è un tema fondamentale per immaginare un ragionamento in cui tutte le amministrazioni centrali, regionali, locali, soggetti privati che gestiscono territori possono lavorare insieme. Infine vorrei dire che per avviare una prima sperimentazione, che è partita ancora prima che uscisse fuori il decreto, a una scala molto più bassa, a livello nemmeno regionale ma molto territoriale, abbiamo avviato all'interno del Ministero dei Beni Culturali un progetto pilota che abbiamo voluto chiamare MUST, dove per MUST si parla, è un acronimo che vale per Musei e Sviluppo di Sistemi Territoriali, che
ha avviato un percorso, speriamo virtuoso, di individuazione di progetti pilota in cui vogliamo attuare questo concetto della collaborazione e partenariato tra pubblico e privato. Un comitato tecnico nazionale affianca i poli museali e i soggetti regionali che hanno iniziato a lavorare. Poi anche questa è una combinazione molto fortunata. Il comitato tecnico è composto peraltro da soggetti non tutti presenti qui, ma tutti quelli che sono qui presenti fanno parte del comitato, sia la direzione turismo, sia Union Camere, non la Camera di Commercio naturalmente di Udine, e l'assessore Torrenti nella veste di conferenza Stato-Regioni è presente nel comitato tecnico, e le università, non precisamente Federico II, ma insomma altre 2 università nazionali. Questo perché si tratta di un tema che riteniamo debba essere fortemente supportato anche appunto la presenza delle camere di commercio, anche dalla presenza dell'imprenditoria privata, che è fondamentale per attivare tutta quella serie di servizi che sono fondamentali per costituire un'offerta che sia un'offerta effettivamente integrata nel territorio. Io con questo ho finito la mia presentazione, vorrei nuovamente ringraziare chi mi ha invitato proprio per le cose che ho appena finito di dire, cioè che questa manifestazione che si svolge a Udine in realtà è perfettamente in linea con tutte le politiche che in questo caso il Ministero, per parte Ministero Musei, Direzione Musei, ma sicuramente in totale sintonia con la Direzione del Turismo, stiamo cercando di portare avanti. Quindi fortemente gradita questa collaborazione e ringrazio nuovamente chi mi ha invitato e tutti i partecipanti. Allora, ringrazio l'architetto Guido innanzitutto per un rispetto veramente rigoroso dei tempi assegnati. I temi trattati li avete ascoltati, ma insomma sono spunti sicuramente interessanti, l'esigenza di un piano di gestione che abbia poi dei contenuti utili ai processi di sviluppo locale attraverso la valorizzazione dei siti UNESCO, il problema del fatto che come dire, la candidatura catalizza e coagula interessi ed entusiasmo, l'ottenimento della candidatura molto spesso determina l'effetto esattamente contrario, paradossalmente aggiungerei. L'importanza del concetto di marchio, del brand di qualità, perché insomma sia a livello nazionale, forse più a livello internazionale di quanto lo sia a livello continentale, mi riferisco all'Europa, comunque l'iscrizione alla lista, il brand UNESCO è sicuramente un elemento in grado di segnalare l'importanza di un sito. Poi se questo possa essere o meno condizione sufficiente per attivare un processo di sviluppo locale, lascio ad altri considerazioni di questo tipo. E infine segnalava l'architetto Guido 2 passaggi importanti, cioè l'esigenza che ci sia una governance di questo processo adeguata e che poi ci sia una partecipazione attiva dei soggetti locali. Mi perdonerete se ho dimenticato di dire nella presentazione di questa sessione che diciamo, è prevista una parte conclusiva in cui poter formulare eventuali domande e appunto per cui vi chiederei di segnare le cose che insomma, le questioni che volete porre agli esperti seduti a questo tavolo, immaginando che poi si possa fare a conclusione dedicare del tempo, auspicabilmente dedicare del tempo per affrontare dei temi che vengono posti dalla platea. Ciò detto, passerei la parola a Francesco Palumbo, direttore generale della DG Turismo, sempre del Ministero per i beni e le attività culturali, pregandolo, come detto in precedenza, di più o meno attenersi orientativamente a una dozzina di minuti. Grazie. Grazie, ringrazio anche io la Camera di Commercio di Udine, ci ha fatto piacere insomma, in generale come Ministero essere presenti in 2 direzioni generali, che non è sempre così facile, ma proprio a testimonianza dell'interesse di ragionare anche proprio sui territori, di che cosa vuole dire applicare le politiche nazionali. Io analizzerò un po' di più da un punto di vista prettamente turistico, di settore, la prospettiva del Future Forum, perché mi sembra di capire che è un momento di ragionamento in cui si chiede di prospettare nel futuro quali sono tutte le possibilità, e mi pare che da questo punto di vista il turismo sia in un momento oggettivamente molto positivo. I dati
di quest'ultimo anno ce lo dicono non solo in termini numerici, le presenze del turismo sono aumentate del 6,7%, i turisti stranieri per la prima volta hanno superato i 60 milioni di presenze in Italia, ma ce lo dicono anche da un punto di vista qualitativo, misurandolo con le risorse che i turisti lasciano in Italia, perché la bilancia dei pagamenti del turismo segna un più 7,7%, sono oltre 32 miliardi, 32,5 miliardi di euro, quindi parliamo di risorse ingenti, di saldo netto positivo che restano in Italia. E quindi diciamo gli indicatori, tutti gli indicatori di livello internazionale, proprio ieri è uscita l'indagine dell'Ocse, ci dicono che è dovuta non solo a una contingenza sfortunata per il Mediterraneo, più fortunata per noi di spostamento dei flussi, ma in generale è proprio un trend di crescita del turismo, quindi noi ci troviamo in un momento e in un settore che è sicuramente crescente. Sapete come purtroppo in Italia altri settori non godono di questi vantaggi, altri settori dell'economia si trovano a dover gestire dei problemi di crescita che non c'è. Noi parliamo invece di un settore che proprio a valere e basandosi sulla storia e sul patrimonio culturale, in primis su quello paesaggistico, oltre che sulla risorsa balneare e anche della montagna, come voi conoscete bene, ma l'Italia basa il proprio turismo proprio sulla storia, sulla cultura e sugli elementi di paesaggio. Quindi su questo dobbiamo continuare a ragionare per lo sviluppo del futuro, che come vi dicevo è sicuramente uno sviluppo in cui noi non dobbiamo pensare tanto a quanti turisti in più attrarre, ma che tipo di turisti e che qualità del turismo italiano vogliamo, quindi che tipo di offerta mettiamo sui mercati internazionali. In fondo dipende da noi chi viene, a seconda di quello che noi offriamo. Ci troviamo però, ed è emerso un po' nel dibattito che abbiamo fatto prima di venire qui, in una sorta di dilemma, no? Da una parte i numeri aggregati del turismo italiano e le grandi destinazioni ci danno indicatori positivi, dall'altra esistono territori meno noti, meno diffusi, che invece soffrono per non avere sufficiente flussi turistici. Ne parlavamo col sindaco di Forni di Sopra e per alcuni elementi, per la carne in particolare, esistono dei problemi nonostante ci si trovi in un settore positivo. E quindi questo che sembra un dilemma irrisolvibile, a mio modo di vedere invece è uno degli elementi su cui basare la crescita del turismo nel futuro in Italia. Cioè, se vogliamo un turismo di qualità, no? E se vogliamo portare in Italia la qualità che ci serve, oltre ad aumentare le risorse in termini finanziari, il turismo è uno dei pochi settori dell'economia dove si contano le teste invece che contare quanto aumenta il fatturato. Noi, sarebbe meglio avere magari meno persone, ma lasciare degli impatti positivi, non solo in termini di flussi finanziari, ma positivi nell'impatto sui territori invece che negativi. Allora, gestire questo aspetto, gestire questo percorso di crescita del settore è particolarmente importante, e lo abbiamo fatto con uno strumento che è il piano strategico del turismo. Per la prima volta l'Italia si è dotata di un piano strategico che dura 6 anni, dal 2017 al 2022, ma al di là del documento, perché poi ne esistono tanti documenti, tutti voi conoscete i documenti della pubblica amministrazione, sono spesso molto voluminosi e dicono tutto il contrario di tutto. Questo documento ha delle caratteristiche peculiari, la prima delle quali, ed usciva soprattutto fuori con l'intervento del vice sindaco di Palmanova, è che è un metodo. Ne parlavamo prima, invece di scrivere un documento strategico all'interno delle stanze del Ministero, come abitualmente si fa per qualsiasi documento ministeriale, noi abbiamo deciso di condividerlo con il settore e lo abbiamo scritto in primis con le 20 regioni che sono titolari per costituzione della funzione del turismo, ma lo abbiamo scritto anche, oltre che con l'ANCI, molto con le associazioni di categoria degli imprenditori e con i sindacati, e vedere ci sono stati 2 eventi, abbiamo usato 3 metodi, 2 grandi eventi di livello nazionale a Pietrarsa, che è il museo dei treni storici, dove abbiamo riunito più di 400 persone e li abbiamo organizzati per tavoli. Agli stessi tavoli avevamo i sindacati, gli imprenditori, le associazioni di tutela del territorio. Vedere Legambiente che discuteva con Confindustria e insieme alla CGIL di quali erano i termini da condividere è stato un momento molto positivo per la scrittura
del piano, perché che è successo? Il piano che troverete, adesso ce l'avevo qui nella mia borsa che però ho lasciato sopra, insomma, lo trovate online, è un piano molto esile, molto snello, è meno di 80 pagine e nelle 80 pagine molte sono figure, quindi ci concentriamo su 4 obiettivi, 52 linee di intervento, ma quello che conta è che abbiamo condiviso quali sono le priorità del settore con tutti i soggetti che al settore partecipano e questo ha determinato una serie di effetti positivi per come la vedo io, anche se non tutti misurabili concretamente e come dire tangibili, anche perché è un piano approvato nel 2017, per come siamo abituati in Italia, ma per qualsiasi azione di politica economica ci vuole qualche anno prima che produca effetti, però alcuni effetti li ha già prodotti. Uno degli effetti, proprio la regione Friuli lo conosce bene, è perché per la prima volta le regioni che non erano dotate di documenti strategici sul turismo si sono dotate di documenti strategici in linea con quello nazionale e il Friuli è il primo, l'Università di Udine che ci ha seguito sia a livello nazionale sia a livello territoriale lo sa bene, è il primo, alcune regioni che vanno dalla Sicilia alla Puglia, dall'Abruzzo al Piemonte e al Friuli Venezia Giulia hanno iniziato a fare pianificazione coerente con le scelte adottate a livello nazionale. Questo fa sì che tutto un settore si muove nella stessa direzione. L'altro elemento è che anche i privati iniziano a investire nella stessa direzione. Vi faccio 2 esempi semplici. Uno è Trenitalia. Trenitalia non raggiungeva con l'alta velocità destinazioni come Cortina né Taranto, e tanto Cortina quanto Taranto come Venezia sono raggiunte da treni ad alta velocità che partono direttamente dall'hub di Fiumicino, il che vuol dire che un turista che si fa migliaia di chilometri venendo da altri continenti arriva all'hub principale di entrata del paese e può arrivare direttamente in treno con un Frecciamille, quindi la Ferrari dei treni, tanto a Taranto quanto a Cortina o direttamente a Venezia, che è i grandi attrattori del turismo italiano. Ma ancora di più citavo l'esempio di una banca di investimenti che è Intesa San Paolo, che per la prima volta apre una linea di credito che probabilmente avrebbe aperto comunque nel settore del turismo, perché il settore del turismo è un settore che, come vi ho detto, tira, ma la apre dicendo premieremo gli interventi che sono coerenti col piano nazionale. Questo fa sì che una massa ingente anche di risorse economiche si muove nella stessa direzione. Ciò non toglie, e vado a concludere in maniera tale da restare anche bene al di sotto dei 12 minuti, non toglie che esiste un problema, cioè quando il sindaco ci segnala i piccoli imprenditori a livello territoriale del comune soffrono perché non riescono ad avere le risorse per andare avanti lì dove le destinazioni non sono sufficientemente note, la risposta quale può essere? Secondo me può essere di 2 tipi la risposta. Il primo tipo è che all'interno del piano strategico l'obiettivo principale è quello di gestire meglio i flussi, dai grandi attrattori che soffrono del fenomeno dell'overtourism ai piccoli attrattori che oggi sono altrettanto di qualità ma meno visitati, e in questo senso i 5 siti del Friuli Venezia Giulia dell'UNESCO rappresentano una potenzialità enorme, soprattutto se si riescono a mettere insieme, ad aggregare, perché magari il singolo sito per quanto di qualità ma rispetto al panorama internazionale non ha la stessa forza. 5 siti insieme rappresentano un unicum in un territorio così ristretto che anche in termini di brand e di promozione avrebbe una forza enorme. Un secondo modo è far presente agli imprenditori che esistono tantissimi strumenti che li possono aiutare, a partire per esempio il digitale è un tema per il turismo, un tema in generale per l'Italia, è molto un tema per il turismo nello sviluppo del futuro. Esiste la linea di aiuti dedicata al tax credit e digitalizzazione che per la metà ogni anno non viene utilizzata, cioè le imprese potrebbero accedere al tax credit digitalizzazione, ad oggi la metà del budget non viene assorbito e quindi ritorna al MEF che lo utilizza per altre risorse, quindi c'è pure un problema di promozione delle varie iniziative a disposizione delle imprese, ma c'è un altro fattore che secondo me è determinante e fa
far sentire a queste imprese che partecipano a un processo, cioè che non sono da sole nella sfida quotidiana al mercato e a fare giustamente il loro fatturato, ma che partecipano a un processo che è di tipo territoriale. Come Manuel Guido ha fatto vedere nelle slide, l'UNESCO, i piani di gestione che funzionano meglio, ha fatto vedere il Val di Noto, su cui ci siamo impegnati veramente tanti anni fa, perché era fine anni 90, lì non sono state tante le istituzioni che hanno avuto la capacità di aggregarsi dietro al piano di gestione. Il piano di gestione è diventato un modello europeo perché è diventato un piano di sviluppo e non solo un piano di tutela, ma non è bastato. Sul territorio quello che hanno fatto la differenza sono le piccole e piccolissime imprese del Val di Noto, sono 3 province siciliane, quindi con una difficoltà molto maggiore della vostra ad aggregarsi, che all'improvviso hanno capito che anche in assenza, diciamo, di un'azione forte delle pubbliche amministrazioni locali, in presenza del brand UNESCO si potevano attivare per valorizzarlo in prima persona. Quello che le istituzioni possono fare è trasformare il turismo da un settore, come dire, da un'immagine di qualcosa di sfruttamento di soggetti da un punto di vista economici. Nell'ambiente si dice che spesso i turisti vengono visti come portafogli con le gambe, no? Cioè soggetti a cui vanno sfilati più fondi possibili, a cittadini temporanei. In realtà un turista che vuole fare una vera esperienza di qualità, e quindi vuol dire ritornare nel tempo, dire agli amici e ai parenti che in Italia bisogna ritornare, deve fare un'esperienza in cui si sente un cittadino temporaneo. Per fare questo va coinvolto a livello territoriale, e vedo qui c'è l'assessore alla cultura di uno dei piccoli comuni lagunari, deve avere la sensazione che partecipa a un processo di sviluppo in cui al centro non è la visita passiva di un monumento, ma è la partecipazione a un territorio che ha identità e che quindi per 2, 3 giorni, 7 giorni si sente di vivere un po' come vive un italiano, che nel mondo, vi assicuro, è un'esperienza di assoluta qualità e ha un assoluto appeal in termini di capacità di attrazione del brand. E quindi devo dire che abbiamo 2 sfide. La prima sfida è tenere insieme questo processo di programmazione di livello nazionale che è avviato l'altro anno, ovviamente per produrre effetti deve essere ripetuto a livello territoriale. La seconda è attivare i territori affinché questi processi qualifichino l'offerta nazionale. Noi dobbiamo poter andare nel mondo e dire che cosa succede nella Carnia, no? E offrirlo a livello aggregato affinché sia un elemento vero di dire venite a fare un'esperienza nelle nostre montagne, che è molto diversa dall'esperienza dei grandi centri che magari sono in Svizzera, in Austria o in Francia. È un'esperienza molto più vera, molto più legata anche alle produzioni di qualità territoriali. Se noi riusciamo a fare questo salto che ha la duplice matrice di programmazione nazionale condivisa e coerente per tutti, quindi ognuno sa dove si muove, e attivazione territoriale di percorsi molto legati all'identità della popolazione che ci vive e che ci abita, e che quindi lo attiverebbe indipendentemente dal fatto se esistono turisti. Si citava un piccolo ecomuseo o un museo territoriale della navigazione. Beh, quel museo è fatto dalle persone che lo partecipano. L'esperienza di visita museale non è un'esperienza passiva di visita del patrimonio, è un'esperienza attiva di capire come si vive a livello territoriale. Noi avremmo moltiplicato la capacità di fare il turismo esperienziale, lo leggerete dappertutto, la frontiera del turismo è quella esperienziale. Al di là di riempirsi la bocca di nomi e di terminologie, l'esperienza è semplicemente far sentire le persone che partecipano e invece che essere sfruttati in termini di ristoranti, alberghi o vendita di merchandising. Questo è determinante, e in questo momento, come vi dicevo prima, non c'è un problema di risorse, c'è un problema di capacità di sapersi aggregare. Se noi siamo in grado di vincere, saremo in grado di vincere questa sfida che è di tipo aggregativo, e la vinciamo tanto a livello nazionale dando dei quadri di riferimento, quanto a livello locale dando continuità e azione continua. Qui la Camera di Commercio ha un ruolo determinante anche con i progetti dei diritti camerali fatti insieme al Mise. Io credo che il turismo potrà dare non solo risorse, ma processi di sviluppo di qualità e quindi processi sostenibili nel tempo, che in fondo rappresenta anche l'elemento migliore per essere competitivi come imprese. Se il processo è lungo, duraturo e stabile nel tempo, l'impresa si trova a partecipare a un percorso invece che a dover vincere una sfida quotidiana singola, isolata, e che tendenzialmente altrimenti perderebbe. Grazie.
ringrazio molto il direttore Palumbo, anche se ahimè devo fargli notare che si è distratto a un certo punto e preso dall'entusiasmo ha debordato leggermente, ma insomma nei limiti dell'accettabilità. Anche in questo caso numerosissimi gli spunti, io insomma continuo a prendere appunti e ovviamente ci sarebbero molte questioni da approfondire che sono state messe sul tavolo. La prima già richiamata in precedenza del metodo partecipativo utilizzato per la redazione del piano strategico del turismo, che quindi non ha solo un elemento di novità in sé per essere stato realizzato, ma anche nel come è stato realizzato, aspetti legati alla gestione dei flussi. Un aspetto sul quale probabilmente occorrerebbe sviluppare una riflessione attenta, che ne è stato fatto solo un accenno al discorso del digitale, sul quale a mio modo di vedere invece si dovrebbe quantomeno iniziare a ragionare in maniera seria, forse diversa rispetto a quanto accaduto finora, l'elemento identitario della popolazione quale fattore abilitante rispetto a determinate modalità di sviluppo locale basate sulla valorizzazione dei flussi turistici, e la dimensione esperienziale del turismo che indubbiamente rappresenta una sfida nella messa a punto di sistemi di offerta in grado di intercettare fabbisogni che diventano sempre più specifici. Però io mi taccio, perché sennò poi a mia volta contribuisco ad andare al di là dei tempi, e passo quindi la parola all'assessore Torrenti, assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. Assessore. Grazie, tanto bene, ovviamente ringrazio la presenza di Manuel Guido e di Francesco Palumbo, che appunto per mille motivi ci siamo frequentati su più tavoli in questi ultimi anni e credo con risultati più che buoni, e che abbiamo cercato anche di rovesciare la nostra regione, nel senso che il fatto che siamo stati presenti in tutti i tavoli, sia la redazione del piano di turismo, io anche personalmente nel comitato ristretto, sia quella museale, credo che abbia aiutato, oltre alla mia cultura personale, e ringrazio tutti per avermela data gratuitamente, di sotto la formazione costa, in questo caso mi è stata data gratuitamente, anzi ero pagato quasi per venire lì, quindi praticamente privilegiato, ma soprattutto per il fatto di essere riuscito, credo, a portare poi in regione, sia dal punto di vista normativo, dal punto di vista anche del nuovo approccio rispetto alla valorizzazione del bene culturale e alla sua tutela, una nuova ottica. Parlo prima di valorizzazione che di tutela, che mi piace anche la seconda, perché come ho detto un incontro più UNESCO a Roma, noi abbiamo avuto secondo me per un certo periodo l'idea che il bene culturale dovesse essere tutelato anche dai cittadini. Questo non è così, cioè, diciamo, il bene culturale è dei cittadini e non va tutelato dai cittadini, va tutelato per i cittadini. Qualche volta abbiamo fatto un po' di eccesso, no? di questa ovatta messa attorno nel timore, ma sono stati anche all'interno poi del Ministero i primi che in realtà hanno poi cercato invece di costruire dei progetti di sviluppo proprio attorno al patrimonio. Questa accelerazione in questi molti anni è stata molto importante, e io per quanto riguarda poi la nostra regione vorrei partire da un paio di situazioni anche stimolato dall'ultimo intervento di Sollima, precise, perché si riflettono poi in molti campi in maniera uguale. E parliamo, ho sentito del discorso un po' identitario anche delle piccole comunità. Allora, questo è uno dei nodi da sciogliere, nel senso che prima parliamo di reti, parliamo di partecipazione ai grandi progetti, a grandi reti, che la nostra possibilità di essere presenti, aggressivi sul mercato nazionale, non solamente quello turistico, ma anche quello più strettamente culturale, la possibilità di offrire, diciamo, la nostra cultura in modo contemporaneo e moderno, passa attraverso il fare le cose assieme. Contemporaneamente però questo passa anche attraverso il riconoscimento di identità diverse, ma non può essere messo in contrapposizione, cioè l'identità non può essere un mondo chiuso, deve essere al contrario uno strumento di confronto permanente e particolarmente aperta a tutte le suggestioni. Quindi questo è uno dei nodi anche della nostra debolezza in qualche caso, perché abbiamo mantenuto una forma identitaria che non era di sottolineare la ricchezza, ma sottolineare la diversità, la differenza. È un problema anche europeo, diciamo non banale, nel senso che anche per quanto riguarda la promozione del sistema Europa sappiamo benissimo che quando poi cadiamo
nella promozione delle diversità europee che ci sono, ma queste diversità devono essere ricchezza di un progetto comune, di una cultura sostanzialmente comune, con una storia che rispetto alla storia del mondo è comune anche nelle proprie differenze, ma lo voglio dire così con una grande banalità rispetto a un intervento fatto a Bruxelles da un nostro collega pochi mesi fa, non ci differenziano 100.000 tipi di vini, sempre vino è, ci uniscono i 100.000 tipi di vini e sono diversi dal sake. Allora, se noi invece sottolineiamo pervicacemente la nostra identità come strumento di diversità e di differenza del nostro vicino, ovviamente ci indeboliamo perché creiamo muri, muretti, barriere, muretti di pietra e questo non ci porta da nessuna parte. E quindi la nostra capacità deve essere anche quella di superare questo e cercare di promuoverci come sistema, a volte anche sovraregionale perché la nostra regione è molto piccola, ma in un momento particolarmente favorevole per quanto ci riguarda proprio rispetto alla nostra struttura regionale, geografica. Perché? Perché siamo una regione molto piccola, a 30 minuti di distanza abbiamo quasi tutto, ci si muove con estrema facilità, abbiamo 2200 diciamo, biodiversità, forse qualcosa in più dell'intera Germania, abbiamo ambienti completamente diversi e in un turismo nuovo che non è solamente il turismo del grande attrattore culturale, che anzi deve essere, e su questo credo che si sta facendo molto, deve essere lo strumento di promozione internazionale anche del resto, cioè il lavoro sui borghi, il lavoro sui siti minori, parte ovviamente dal grande attrattore culturale. È difficile non pensare di avere un luogo, hub, in cui arriva la gente. Io sono stato un anno fa, credo ormai, in Kazakistan, dal Kazakistan 200.000 persone all'anno vengono a Venezia, 200.000 su 18 milioni di abitanti che meno. E di questi 200.000 non ce n'è uno che arriva a Friuli e Giulia. Ecco. Ovviamente questo è un problema anche per Venezia, no? Perché ecco, anche questa non capacità di poter poi spalmare su un territorio più ampio. Persino a San Stino che non ci è dato nessuno, per dire un luogo pre-veneziano, quasi veneto sempre. E quindi dobbiamo cercare di cancellare questo con strumenti di confronto, soprattutto intellettuale, perché prima della promozione congiunta c'è un confronto intellettuale, insomma, che alzi la nostra capacità di ragionamento, di stimoli e di progettazione e poi che ce l'ha. E su questo, ad esempio, i siti seriali, rispetto al grande sito come dire, monocratico, possono avere dei vantaggi e non degli svantaggi, perché il sito seriale dimostra a volte potrebbe essere detto banalmente, l'insufficienza del singolo luogo rispetto al grande valore mondiale. No? Ma contemporaneamente hanno un percorso invece che può essere particolarmente valorizzato e strutturato e anche in un confronto continuo con gli altri colleghi di altri siti. Questo c'è la Cividale, ce l'ha recentemente Palmanoi, questo saluto il sindaco, e credo quindi questo ultimo può essere un valore. Noi poi dobbiamo anche essere grati a Renato, direi direttamente, Quaglia che ci sarà da qualche parte, alla Camera di Commercio, Giovanni, proprio per aver creduto in questi forum che forse unici, almeno qui, sicuramente primi, ma io direi ancora unici, hanno portato in stretta relazione l'economia con la cultura, cosa che non ci sono molti tavoli di confronto diretti così. Oggi le Camere di Commercio sono assunte anche una responsabilità di tipo culturale, non solamente turistico, e quindi danno un ulteriore vantaggio. Ma questo lo dico perché è uno dei temi, dei settori, quello culturale, dove lo sviluppo crea sviluppo, cioè non esaurisce un mercato, cioè automaticamente l'occupazione nel mondo culturale, dei beni culturali, probabilmente quasi automaticamente rovescia in altre esigenze, un aumento di potenzialità che all'inizio almeno è quasi logaritmica, cioè diciamo è geometrica ed è esponenziale perché noi abbiamo dei dati, arrivo anche a qualche dato concreto nostro così per non allargarmi su discorsi che molto meglio di me hanno fatto Francesco e Emanuele Guido, che sono sorprendenti. Parliamo anche poi di possibile occupazione che crea ulteriore occupazione anche giovanile, anche di buona qualità, laureata, eccetera. Ad esempio, vi faccio un esempio, perché a volte non si ha la percezione di quello che si è. Allora, il calcio in questa regione è uno sport di grande importanza, anche se sono quello, no? Bene. Fa 500.000 di biglietti paganti di calcio, 300.000 li fa da solo l'Udinese, e con tutto il resto sono 200.000 per tutta la regione e basta. Il basket
sport importante, e incassa il calcio circa 6 milioni di euro. Il basket fa circa 1.200.000 euro di incassi concentrati sul Real Trieste per il 90%, cioè 1-1. Tutto il resto sono... Ecco. Sapete quanti visitatori ci sono nei musei della Friuli Venezia Giulia, che sono fra i musei meno, come dire, sicuramente ricchi di patrimonio italiani? Ne fanno 1 milione, il doppio del calcio, e il 60% in più di tutti gli sport messi assieme. E i musei sono la cosa più trascurata in Friuli Venezia Giulia rispetto invece allo spettacolo. Il teatro fa 850.000 paganti, ma crea 20 milioni di incassi e 50 milioni di indotto. Il cinema fa 2.700.000 paganti e ha circa 27 milioni di incassi fra il incasso puro di biglietti e il microindotto dai popcorn e caramelle. Io non parlo dell'indotto del movimento, poi del pubblico. Ecco, 1 milione di biglietti di musei fanno 1.800.000 euro di incassi. Zero. A Barcellona sono 22 euro per biglietto museale, di media, non di biglietto, ma di giro d'affari sulle visite museali. Quindi abbiamo una potenzialità. Ogni visitatore di museo è disponibile a spendere 10 euro, è matematico, perché se spende 20 per un concerto, spende 20 per una partita, spende 10 per andare al cinema, spende 10 volentieri anche per andare al museo. Ma in cambio di cosa, no? Ecco. Allora, solamente offrire servizi innovativi e una buona accessibilità, per accessibilità non intendo solamente accessibilità fisica, poi credo che sarà uno degli elementi anche di questo forum, ma anche un'accessibilità linguistica, di facilità di lettura del percorso. Una buona accessibilità nazionale e internazionale ci permette quasi istantaneamente di poter creare perlomeno 10-15 milioni di indotto, che significano qualche centinaia di posti di lavoro qualificati, stabili, e che, come sono messi in campo, automaticamente, perché arricchiscono la proposta e la qualità, ci portano quei milioni di biglietti, ve lo assicuro, in 2 anni a 2 milioni. Non c'è nessuna difficoltà, anche perché, lo ricordo per chi non lo sa, di questo milione di biglietti 708.000 sono a Trieste, cioè che concentra tutto il pubblico museale, diciamo, della regione, senza confronto. E quindi non ci vuole veramente molto, se non credere in una modalità di sviluppo, di offerta di servizi, di riqualificazione della nostra offerta culturale in modo contemporaneo, moderno e anche innovativo, che non significa innovativo solamente la digitalizzazione, ma innovativo può essere la catalogazione del proprio patrimonio, che ci siano ricercatori. Noi possiamo avere, c'è un museo dove ci sono 4 amministrativi del comune, un sì e no conservatore e basta. Abbiamo bisogno che lì dentro ci siano qualità intellettuali di confronto, ci sono 6 ricercatori, 2 conservatori, un direttore, cioè bisogna fare quelle scelte lì, e credo che si possa automaticamente produrre una ricchezza che in modo geometrico si moltiplica e che diventa un elemento di attrattività doppia, quella turistica ovviamente, e quindi va ad aggiungersi alla buona offerta turistica di tipo, diciamo, sostanzialmente poi anche geografico, della montagna, del mare, del turismo tradizionale di spiaggia, del turismo enogastronomico, a cui siamo molto ben sostenuti e che aiuta, non è cultura l'enogastronomia, ma aiuta sicuramente quel modello di vita, tra virgolette, italiana, a cui si riferiva Francesco come momento esperienziale del turista. Io spero che non stia tanti giorni per diventare anche poi lamentoso come noi, insomma, per cui magari che si fermi un attimo prima, no? Cioè che goda, che non impari a lamentarsi, perché quello poi, diciamo, è l'ultimo stadio del nostro, quindi facciamo stare un giorno in meno ma non diventi lamentoso, e finisco immediatamente. Quindi credo che ci sia veramente il momento, ci sono bisogno di momenti di riflessione con questo, di confronto, soprattutto anche di litigio, anche di momenti di tensione fra gli obiettivi diversi, cercare di capire che però sta tutto dentro in un miglioramento della qualità della vita poi anche dei residenti. E volevo chiudere questo: l'attrattività di un territorio significa anche essere attrattivi per portarci qua dirigenti, intelligenze, persone colte che vengono volentieri a vivere qua, a studiare qua, a insegnare qua, perché di quelle persone abbiamo strategicamente bisogno, quindi abbiamo bisogno di arricchire la nostra qualità
di vita, per poter essere più attrattivi e automaticamente diventare economicamente più competitivi. E su questo io credo che mi fermerò perché credo di aver anche... Grazie. Allora, devo brutalizzarmi perché le suggestioni che ha, come dire, sviluppato l'assessore Torrenti sono molteplici. Ne vorrei solamente richiamare un paio aggiungendo velocissimamente una considerazione, a parte, come dire, l'importanza di sottolineare le differenze e la metafora, o meglio l'esempio del vino rispetto al sake mi sembrava molto pertinente. L'assessore giustamente metteva in evidenza un tema che per esempio non è stato toccato nella sessione precedente, cioè quello che, come dire, l'indotto, insomma il fatto che un processo di sviluppo di un certo tipo possa creare ulteriore sviluppo. Questo è un tema molto interessante perché pone poi un problema metodologico nell'analizzare queste ricadute. Esistono, insomma, approcci che rientrano nella valutazione di impatto economico, che però rimandano che sono difficili da realizzare, ma che rimandano a loro volta a un tema secondo me importante, che è quello del monitoraggio, che poi è un tema presente nel piano strategico del turismo, monitoraggio dei risultati, cioè a volte si incorre nell'errore di programmare qualcosa senza poi andare a controllare quello che succede. E invece, come dire, il discorso del monitoraggio è assolutamente significativo. In ultimo, solo una chiosa, ma come dire, citando un'esperienza napoletana, la contrapposizione che ha fatto l'assessore tra il mondo del calcio, o il mondo dello sport, ma mi riferisco al calcio, e il mondo della cultura, vabbè, là era un esempio per capire come certi elementi possono, cioè quali sono i margini di sviluppo poi in buona sostanza. Però apparentemente sembrano due mondi molto lontani. Insomma, l'esperienza recente che io ho vissuto poi direttamente con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stata interessante perché ha attivato un paio di anni fa una partnership con la società sportiva Calcio Napoli, e il primo episodio di questa partnership, il primo esito, è stata la realizzazione di un calendario della squadra completamente ambientato all'interno del museo, e il passo successivo, che non sarà l'ultimo peraltro, perché questa partnership dovrebbe continuare a svilupparsi, è stato quello di realizzare una prima mostra che chiuderà tra qualche giorno sulla storia del calcio Napoli. Il dato interessante è che naturalmente larga parte delle persone che sono venute a visitare la mostra del calcio Napoli all'interno dei locali del museo non aveva mai messo piede nel museo. Mi fermo qua perché ovviamente potrei continuare, ma non mi do la parola, me la levo, per darla andando in ordine, come dire, di elencazione al collega Andrea Zannini dell'Università di Udine. Buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti del Rettore dell'Università degli Studi di Udine, Alberto Felice De Toni, che non ha potuto essere qui. Io sono qua in qualità di Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, quindi per me questi discorsi sono musica per le mie orecchie. Quando Renato Quaglia mi ha coinvolto nell'organizzazione in questi incontri, è stato per noi veramente un piacere quando ha coinvolto il mio dipartimento e il Dipartimento di Economia, cui parlerà il collega Andrea Moretti. E voglio tornare brevemente indietro di 40 anni, quando è stata fondata l'Università degli Studi di Udine. Il territorio chiedeva soprattutto ingegneria e soprattutto medicina. Nel 1980 è stato fondato il primo corso di conservazione dei beni culturali in Italia, che 40 anni dopo va detto che è stata una scelta molto lungimirante. Adesso non si chiama più conservazione dei beni culturali, non solo perché non siamo conservatori, ma perché, come diceva l'architetto Guido, si è spostato un po', diciamo, la concezione dei beni culturali dalla conservazione alla valorizzazione, come una volta forse c'era
un eccessivo accento sulla conservazione, adesso mi permetto di dire che è inflazionato il termine valorizzazione. Voglio fare due brevi riflessioni e quindi occuperò molto meno dei 12 minuti canonici. La prima è sul concetto di patrimonio culturale. Io credo che questa regione esemplifichi bene l'ampiezza del concetto di patrimonio materiale e immateriale. Il patrimonio materiale senza il patrimonio immateriale non esiste, senza la storia, senza le tradizioni. Pensiamo alla lingua friulana, senza la lingua friulana, senza la concezione di un senso di appartenenza a un territorio. E più la globalizzazione avanza, più ci rendiamo conto del valore di questo tipo di senso di appartenenza, no? Il sottotitolo bellissimo non è economia della bellezza, è economie della bellezza, che lo capiamo meglio pensando alle diseconomie della bruttezza. Pensiamo per esempio al patrimonio culturale in termini di patrimonio ambientale, no? Le villettopoli venete, quelle sono vere diseconomie della bruttezza, i capannonifici estesi. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che è bella, dove si alza lo sguardo e si vedono cose belle. Spesso non ce ne accorgiamo e quindi una delle funzioni dell'università è anche far riflettere e istruire o formare, come si usa dire adesso, a valorizzare la bellezza. E guardate che la bellezza non è mai a raggio stretto. Quando si impara a vedere la bellezza, si impara a vedere la bellezza ovunque. Per questo anche noi lavoriamo dal Kurdistan alla Grecia, ad Aquileia ovviamente, dove abbiamo uno scavo alle grandi terme interessantissimo, a tutta una serie di realtà diverse. Secondo veloce accenno volevo farlo al termine sull'espressione turismo culturale. Ecco, noi abbiamo aperto da 15 anni una laurea triennale in scienze tecniche del turismo culturale e dall'anno scorso, anzi da quest'anno, dal 17-18, abbiamo aperto una laurea magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi. Riteniamo che ci sia bisogno anche di formazione in questo settore, ci sia bisogno di quadri intermedi, non solo formati naturalmente nell'archeologia piuttosto che nella storia, piuttosto che nella linguistica, ma nella capacità di tradurre il patrimonio culturale in un'occasione di incontro. Quanto ho sentito dire sul patrimonio culturale come incontro, come forma di scambio, noi siamo sempre abituati a pensare al turista che arriva e incontra qualcosa, ma c'è anche il residente che incontra il turismo. Raramente si è riusciti a valorizzare questo scambio, raramente si è riusciti, ma questo fa parte del patrimonio culturale, delle prospettive del turismo culturale. Un'ultima cosa relativamente al monitoraggio e ai dati. Noi proprio in queste settimane abbiamo dato vita a un osservatorio che abbiamo chiamato Osservatorio Turismo e Territorio, perché ci siamo resi conto che nell'ambito del turismo culturale c'è una grande necessità di avere riflessioni scientifiche e anche quantitative su che cosa sia il turismo culturale. Naturalmente noi abbiamo i dati delle entrate, abbiamo i pernottamenti, abbiamo i soggiorni. Da questo tirar fuori il rapporto che c'è fra la valorizzazione del turismo culturale e il turismo in senso economico è assolutamente difficile. Quando il direttore degli Uffizi dice a me non interessa aumentare il numero degli ingressi, io voglio che la gente si fermi di più dentro il museo, rovescia il paradigma tradizionale, economicista, che più numeri sono meglio è. Guardate che noi qui a pochi chilometri, a poche decine di chilometri, 112 chilometri, abbiamo forse il caso mondiale più interessante di rapporto fra turismo globale e conservazione del patrimonio culturale. La mia città, Venezia, dove ormai come possiamo definire turismo culturale quello di una massa di 50, 150, nei momenti di punta 250.000 turisti giornalieri?
Anche su queste cose riflette l'Università degli Studi di Udine, naturalmente centrando sul territorio ma ampliando lo sguardo. Faremo presto un'iniziativa sul genocidio culturale, che è un concetto che l'UNESCO sta formalizzando, perché abbiamo tradizionalmente degli scavi in Siria e in Kurdistan e crediamo che non sia un concetto lontano che riguarda altri popoli, altre regioni. Dobbiamo riuscire a mettere insieme le economie della bellezza con la comprensione, lo studio, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale più ampio. Grazie. Ringrazio Andrea perché effettivamente è stato super sintetico, però ha devo dire, introdotto dei temi che secondo me sono molto affascinanti. Io sono molto colpito da questo spunto sulle diseconomie della bruttezza che devo dire aprono un diverso, effettivamente al di là del termine, un diverso modo di osservare le cose, ma è molto interessante anche lo spunto sull'idea del patrimonio culturale come occasione di incontro e che riguarda anche la comunità locale e non solo i turisti. E poi secondo me un accenno fondamentale al discorso dell'osservatorio, insomma, mi sembra un'iniziativa molto molto importante, anche perché come dire, da un lato c'è un ragionamento da fare su quelli che insomma, oramai nel gergo comune si chiamano big data, cioè insomma, questa grande quantità di informazioni che possono essere utilmente raccolte per assumere delle decisioni in maniera più consapevole. Dall'altro però c'è quindi l'altra faccia della medaglia è il tema degli open data, cioè la capacità dei soggetti che producono informazioni di renderle poi disponibili agli altri in modo da poterli confrontare e arricchire. Dunque, quindi ringrazio ancora il collega Andrea Zannini e chiederei a Mariangela Franchi di procedere con la sua relazione. Università di Trento. Come inizio, niente male. Buonasera. No, mi ha colto come dire, di sorpresa, pensavo di essere l'ultima, ma va bene così. Va bene. Allora, anche da parte mia ringrazio per tutti Ludovico che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi e di ascoltare, imparare e spero di poter dare qualche esempio. Io sono docente di economia e management e di marketing all'Università di Trento, Trento che sta in una provincia autonoma e quindi insieme a Bolzano facciamo parte anch'essa con la sua autonomia, però siamo due entità amministrative diverse, siccome capita sempre che dice ah ma voi in Tirolo, vabbè, no. Non siamo in Tirolo, siamo da 1000 anni cultura italiana, governati dal principe vescovo e quindi assolutamente invidiamo anche noi i nostri cugini altoatesini che sono più bravi di noi. Comunque, allora io vorrei intervenire su 3 aspetti che mi hanno stimolato dal workshop precedente. Primo, alleanza pubblico-privato. Il secondo, turismo di qualità e sostenibile, e il terzo, innovazione di prodotto, portando degli esempi, delle buone pratiche che così spero possano essere utili e prendetele appunto come tali e non come un esercizio da primi della classe, perché ogni tanto ci dicono ma voi che avete l'autonomia, eccetera, eccetera. Allora, piccola premessa, dal 1987 coordino un gruppo di ricerca che si occupa di problemi legati al turismo, all'economia. Si chiamava inizialmente e-tourism perché ci siamo confrontati subito col problema dell'information e communication technologies e poi quelli adesso viene interpretato anche come environmental, quindi un turismo sostenibile. Potete immaginare che nel corso di questi quasi 20 anni di ricerche abbiamo anche interagito col territorio e da questo sono scaturite le buone pratiche.
Allora, sul rapporto pubblico-privato, per quanto riguarda la conservazione / valorizzazione del patrimonio culturale in un territorio. Quello nel quale io credo e che le evidenze degli studi sostengono è che perché ci sia valorizzazione ci vuole un soggetto pivot che nei territori, soprattutto territori di montagna o comunque territori periferici che non sono Roma, Firenze, Venezia, dove, voglio dire, teoricamente almeno sarebbe molto facile fare turismo culturale, ecco, in questi territori serve un soggetto che, come dire, fa da incubatore, che aiuta lo start-up di un progetto che poi chiaramente è un progetto di territorio e deve essere condiviso con i soggetti privati. Questo soggetto in alcuni casi, e dirò subito quali, per quanto riguarda il Trentino, è stato giocato dalla provincia autonoma di Trento e dai bacini imbriferi montani. Quindi due soggetti, uno pubblico, l'altro quasi pubblico, anche, non al 100%, diciamo, no? Bene. Però la funzione è quella appunto di incubatore, di start-upper, non poi di gestore. Ecco, questo è secondo me il contributo. I due esempi che voglio citare sono: il primo fa parte di due eventi importanti, molto importanti, dove la funzione di start-upper l'ha giocata la provincia autonoma, e sono il Film Festival Internazionale della Montagna e il Festival dell'Economia, uno che persiste da 36 anni, l'altro da 12 anni. Che cosa ci dicono i dati? Perché abbiamo monitorato poi questo, negli anni l'evoluzione di questi due eventi. Ci dicono che considerando solo gli ultimi 10 anni, l'intervento pubblico è andato consistentemente diminuendo, come è giusto che sia, se è vero che ci deve essere una funzione di sollecitatore per far partire il progetto. I flussi dei partecipanti sono aumentati, ma questo coglie un trend di un turismo culturale che effettivamente, pur nelle molte accezioni di turismo culturale, ma è in crescita in tutta Italia. Ha aumentato la visibilità attraverso la stampa tradizionale, il numero di giornalisti presenti è aumentato di 5 volte, ma la cosa forse più potente è che è decuplicata la visibilità sul web. Cioè dall'inizio era un po' così quasi embrionale, poi l'incremento è stato incredibile, siamo nell'ordine di milioni di click. Secondo punto, secondo esempio, scusate, il Museo della Scienza e della Tecnica. Anche questo è un oggetto, anzi un progetto, che esce da un processo di definizione del piano turistico comunale partecipato. Quindi è una testimonianza, vuole essere una testimonianza la mia, che si può fare. È molto più lungo, più complicato, perché mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti di cui ha parlato prima il dottor Palumbo è un po' faticoso, però poi si riesce ad arrivare a buon fine. Beh, insomma, il Museo della Scienza e della Tecnica, innovativo, che accanto alla conservazione indubbiamente fa una grande attività di valorizzazione per tutte le fasce d'età, per tutti i segmenti di turisti, per i residenti, è sicuramente un esempio di un buon successo che è andato a favore sicuramente della popolazione residente, oltre che del turismo culturale che è stato catturato. Secondo punto,
sinergie con le politiche intersettoriali. Ecco, questo secondo me è un passaggio molto importante, perché va proprio nella direzione di dire, bene, una volta che il progetto è stato incubato e che ha cominciato a camminare con le sue gambe, ha generato qualche cosa in termini di attivazione di imprenditorialità, di microimprenditorialità nel territorio? Sì, sicuramente sia i festival che il Muse comincia a risvegliare per esempio alcuni soggetti che fanno parte del settore del documentario e del film. Piccole imprese che però si stanno specializzando, si stanno anche aggregando per cercare di valorizzare anche questi aspetti. L'artigianato, un certo tipo di artigianato, sicuramente sì, i prodotti locali, certamente sì. Quindi è un processo di fertilizzazione trasversale, di ricadute anche sulle attivazione di imprese, di microimprese che hanno a che vedere ovviamente con il turismo, ma che sono anche in settori diversi dal turismo. Per quanto riguarda le ricadute economiche, nel senso proprio di monitoraggio a cui faceva riferimento prima il collega dell'Università di Udine, insieme all'Istituto Provinciale del Turismo abbiamo tenuto d'occhio quanto generano questi investimenti, questi impegni, inizialmente, come ho detto, soprattutto di matrice pubblica, e i risultati sono quelli prudenziali, perché è sempre sotto la lente di controllo come si costruisce la matrice input-output, eccetera, eccetera. Però il livello più basso di ritorno ci dice che gli ultimi dati sono il 2016, che per ogni euro che viene speso da parte del pubblico, del soggetto pubblico per la cultura, se ne generano 1,40 soltanto per la spesa, senza calcolare gli effetti indiretti, indotti, quindi la generazione di attività economiche per, faccio un esempio, chi monta i palchi quando ci sono gli eventi, chi mette tutta l'attrezzatura per la diffusione della musica, eccetera. Lasciamo stare quelli che perché in questo caso il moltiplicatore andrebbe oltre il 2, cioè ne spendo 1 e ne ritorna, ne ricade nel territorio, ne ricadono 2. Quindi brutalmente conviene che un soggetto pivot, chiunque esso sia, investa in cultura in senso ampio, dal punto di vista strettamente economico non c'è dubbio che sì. Naturalmente però questo è solo una parte delle ricadute, perché quel well-being di chi vive nel territorio, quindi il miglioramento della qualità della vita dei residenti, è un indicatore altrettanto potente, altrettanto importante, sul quale a mia conoscenza oggi non ci sono valutazioni dal punto di vista strettamente economico. L'ultima cosa, e mi taccio, relativo a una sollecitazione che è venuta soprattutto dall'architetto Guido, relazione tra marchi. Questo è un tema che in management discutiamo da moltissimo tempo. Allora, l'esperienza che io porto qui dal Trentino è questa. Il solo marchio, lascio perdere UNESCO, perché l'UNESCO, il patrimonio naturale Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO è una questione molto complessa che conoscete molto meglio di me, ma diciamo un marchio forte legato alla cultura, come potrebbe essere un esempio di successo il Festival della Letteratura di Mantova, piuttosto che un museo della scienza e della tecnica, non è sufficiente per un posizionamento internazionale. Ha bisogno di un marchio territoriale altrettanto forte. Se poi
potessimo avere anche un ombrello di marchio nazionale, questo ci renderebbe sicuramente quasi invincibili. È un tasto complesso che quindi non voglio toccare, ma da solo io penso che né il marchio Muse né il marchio Festival della Mente né il marchio UNESCO da solo può essere una leva per lo sviluppo locale di un territorio. C'è bisogno di una riconoscibilità e una reputazione del territorio, insieme diventano sinergici. Vi ringrazio. Doppio ringraziamento che si concretizza anche nel fatto di vedermi sottrarre la bottiglia d'acqua, ma doppio ringraziamento alla collega Frank, sia per il rispetto dei minuti, perché li hai presi tutti, ma non più di quelli che avevo ipotizzato. Due brevissime considerazioni. Devo dire, mi trovo d'accordo sulla maggior parte delle cose che hai detto, sia il discorso del soggetto pivot, secondo me è un argomento sul quale occorre sviluppare una riflessione, sia la necessità di una relazione tra marchi. Questo è un aspetto secondo me molto interessante che andrebbe approfondito, nonché poi la questione legata alla fertilizzazione incrociata, cioè la possibilità che vengano attivate nuova imprenditorialità sulla base della presenza di una serie di soggetti che operano in settori più tradizionali come quelli culturali, quindi il tema delle imprese creative è un tema che è nell'agenda europea, lo è ancora poco in quella italiana, e secondo me è una riflessione che hai fatto bene sottolineare, perché andrebbe opportunamente ripresa e sviluppata. Chiudiamo la sessione, prego, con il collega Andrea Moretti, sempre Università di Udine, e gli lascio la parola con la preghiera sempre di rispettare i 12 Se suona già, ci ho messo 10 minuti, quindi quando suona non sono in ritardo, mi mancano ancora 2 minuti, spero di finire prima da quel punto di vista, visto che siete eroi a questo punto, 18:30, no? Bene, eravamo nella sessione prima, ringrazio tutti quanti, non perdo tempo. Messaggio 1, ero nella sessione prima e c'erano delle affermazioni chiare che sono state riportate dal nostro tavolo. C'è il piano strategico del turismo, abbiamo un coordinamento tra dei ministeri e c'è un quadro dentro cui a livello nazionale si cerca di coordinare l'attività di riferimento. Di natura tecnica, nel senso, indipendentemente da quali siano le condizioni, no, di quello che è successo domenica, c'è un'infrastruttura che ha costruito, no, un insieme di quadro per gli operatori. Questo è importante perché abbiamo a che fare con la direzione dei musei qui presenti. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a territori che si trovano di fronte a dover, no, partecipare a un processo con la loro identità specifica, e questa partecipazione avviene attraverso insegno management, sono uno che ha fatto marketing, gestione di impresa, sono quelle cose brutte che usano il termine prodotto in mezzo. Cioè non c'è valorizzazione se non ci troviamo di fronte ad accettare che le persone comprano prodotti, vivono esperienze, sicuramente vivono esperienze, organizziamo tutte le esperienze, ma alla fine entrano nella categoria della produzione, perché qualcuno si deve preoccupare di creare le condizioni che ci siano soggetti della domanda che vivono quell'esperienza, e dall'altra parte i soggetti della domanda scelgono tra delle alternative, hanno la libertà di venire ad Aquileia o hanno la libertà di andare a Kassel per vedersi documenta. Allora, da questo punto di vista è importante accettare che questa categoria prodotto non è una cosa economica, no, da non toccare, ma di cui dobbiamo essere protagonisti tutti, perché fare in modo che il cittadino temporaneo, turista, viva l'esperienza vera, deve essere attuato attraverso le persone cittadine permanenti che costruiscono le condizioni per poter fare in modo di interagire con questi soggetti. E non è un allineamento necessariamente nella stessa lingua, con gli stessi tempi, con le stesse modalità. Questa però progettazione non è necessariamente guidata dalla domanda, perché i soggetti dell'offerta hanno questa caratteristica, possono decidere a chi rivolgersi. E da questo punto di vista vorrei calare questo ragionamento su una concezione che si è già sviluppata da più di 20 anni relativamente a cosa sono i prodotti turistici evoluti. C'è una piattaforma di risorse, che sono questi 5 citi, voglio applicarla a noi. Un'altra cosa che di solito non si mappa mai, la piattaforma delle relazioni tra i soggetti dell'offerta, cioè ci dobbiamo preoccupare in quelle risorse chi fa che cosa vuole, quella sia oggettività. E 3, lo spazio di progettualità, cioè con che
guardie temporali vogliamo ottenere questo. E non è detto che siamo tutti d'accordo in un determinato territorio che le relazioni e la progettualità siano coordinate. Allora uno si trova di fronte allo spazio o dell'impossibile, che è stato citato nel workshop precedente, o del possibile. Un possibile che però non necessita la presenza coordinata all'interno di un unico tavolo di persone che la pensino tutti nella stessa maniera. E accettare nel processo di progettazione, una condizione di limitatezza. Solo in presenza di risorse limitate abbiamo la possibilità e la necessità di dare delle priorità. Tutti vorremmo soddisfare contemporaneamente il turismo della famiglia, del nucleo chiuso, della disabilità, del cinese. No, abbiamo la responsabilità in condizioni di risorse limitate, di dare delle priorità. Noi territorio dentro un quadro generale. 2. La condizione di negoziazione. Se so cosa voglio io all'interno di questo sistema di relazioni, posso accettare nelle mie priorità qual è la parte che negozio con le controparti, a quel punto private, pubbliche, generali, locali, del trasporto piuttosto che della complementarietà. Quindi il turismo naturalistico nella gestione del paesaggio, l'ambito intersettoriale con l'agricoltura, l'ambito relativamente all'attività di accessibilità. E il terzo, la condizione di coalizione. Cosa vuol dire? Che stiamo insieme non solo perché ci vogliamo bene, ma perché ci conviene stare insieme. Cioè accettiamo una condizione nella quale probabilmente se impariamo a stare insieme in una condizione di coalizione ci conviene, poi magari scopriamo che abbiamo più cose in comune che cose diverse. La citazione sui 1000 vini piuttosto 100.000 vini piuttosto che 6. Cioè accettiamo che nella specifica progettazione, cioè di un qualcosa che è sul tavolo oggi, non di quello che dovremo parlare fra 5 anni, possiamo accettare una condizione di coalizione. Sono tutte condizioni normali, non patologiche, normali, delle attività di gestione di un processo che nell'ambito del turismo ha visto esperienze. Allora, volo basso e arrivo ai 5 siti. Ci sono 5 siti nell'UNESCO. Buttiamo là progettazioni volte a dire il potenziale è elevatissimo, possiamo arrivare a milioni, però dobbiamo passare col primo passo, col primo scalino, col primo progetto, col primo risultato di una negoziazione limitata di gruppi di attori che possono accettare di dire questo è l'elemento comune domani, in una prospettiva a lungo termine, ma domani. Allora butto là cose che magari non hanno nulla in termini di riconfiguriamo la governance dei 5 siti, andiamo a considerare degli investimenti, elementi solamente su cui cercare di focalizzare l'attenzione, non perché sono migliori di altre idee, ma sono cantierabili. Uso un termine che è legato a un'esperienza che noi abbiamo nell'Università di Studi di Udine, abbiamo una cosa che si chiama cantiere Friuli, cioè l'idea di ricostruire una realtà. La parola cantiere ti dà il senso della fattività. Allora da questo punto di vista dico, mettersi d'accordo o non mettersi d'accordo, discutere o non discutere di un portale promo commerciale integrato di 5 siti UNESCO in N+1 lingue, per favore, non in 1, 2, in N+1 lingue, che è un problema operativo, non tocco nessuna responsabilità, ho solo il problema di mettermi d'accordo se quelle sono le lingue a cui mi rivolgo e quello è il materiale che voglio mettere insieme, rispetto a una promo commercializzazione che non vuole neanche dire facciamo biglietti comuni, facciamo in modo che se uno va a fare alla bid del turismo la promozione dei 5 siti abbiano un marchio comune e questo. Non tocco nessuna responsabilità, possiamo essere d'accordo o meno, è un oggetto, è un elemento su cui posso sviluppare l'attività. L'altro, uno potrebbe trovarsi di fronte a dire sono enti di natura culturale, giustamente, prodotti digitali, un portale dei prodotti digitali di natura editoriale, multimediale, che sono pesantemente progettati ma rivolti a enti pubblici, quelli sì possiamo mettere in proiezione, per cui dai bambini a spiego cos'ha di particolare Forni di Sopra dal punto di vista della sua partecipazione a Dolomiti UNESCO, come elemento, per cui le Dolomiti non sono solamente quelle venete ma sono anche queste assolutamente, ma lo devo spiegare a qualcuno che non sa neppure dove siamo. O al contrario, spiego ad un bambino che stare nel bosco delle Dolomiti ha certe caratteristiche e lo spiego perché sono nel patrimonio, così come gli spiego che l'epigrafia greca non è solo quella cosa strana che si trova su un reperto archeologico, ma è un modo per codificare. Quindi progetti operativi. Allora sono passato dall'idea di valorizzazione a un qualcosa che può essere toccato domani. Il processo è possibile da gestire se tutti intorno al tavolo accettiamo la limitatezza delle risorse, una condizione di coalizione e la possibilità di progettare oggi un prodotto, domani un altro, in una prospettiva di lungo termine. Certamente possiamo accettare di partecipare a questo progetto stando per tutto il tempo, i prossimi 20 anni, o solamente per quello che ci conviene in quel determinato momento. Però passiamo dal discuterne a farlo. Grazie.
l'ultimo contributo del collega Andrea Moretti era comunque molto denso di contributi, anche perché come dire, nel poco tempo a disposizione ha detto molto, come di consueto. Allora, in realtà sono le 18:40, adesso io chiedo alla padrona di casa, non so esattamente i tempi che abbiamo ancora a disposizione, se ci sono eventuali questioni, domande. 20 minuti, ok, prego. Se può qualificarsi e poi identificare la persona eventualmente alla quale pone la domanda. No, facciamo una considerazione di carattere più generale, peraltro l'ultimo intervento molto anglosassone ma estremamente pregnante di considerazioni, però mi chiedevo sostanzialmente due aspetti. Peccato che l'assessore Santoro è andata via, perché tutto questo ragionamento sta in piedi all'interno di un vassoio territoriale. Va bene? In questo vassoio territoriale ci sono delle priorità che devono essere delle politiche della regione, perché se noi possiamo parlare non di musei ma di aree museali, per esempio, di sinergie tra i siti, di problemi legati alla risoluzione dei trasporti, per esempio, oppure di scelte strategiche per cui gassificatore sì o no, definizione di un futuro per quello che riguarda le politiche economiche della regione, tutto questo deve essere integrato in quei processi, altrimenti il rischio è quello di venire meno al dato fondamentale, che è quello del comprendere il rapporto di carattere economico, ma non solo economico, tra turismo e complessità dei processi territoriali. Secondo me questo può essere, il convegno, l'iniziativa Future Forum è molto bella, è molto interessante, eccetera, però se non teniamo questi collegamenti, che significano non solo una rete di relazioni, di rapporti, ma una rete di considerazioni di carattere economico e strategico sul futuro della regione, perché altrimenti ognuno va per conto suo, un piano regionale che ha 40 anni e che ancora non ha nessuna sinergia con il resto delle politiche del territorio a questo punto. Non credo che andremo molto avanti. Gianni Torrenti, che ci conosciamo da tanti anni, forse mi può dare un qualche riscontro, grazie. Un'altra domanda? Qua. Allora, in realtà, è meglio Maria Grazia, allora, però a parte il rigassificatore no, ti pregherei Roberto neanche non chiederlo più, perché l'abbiamo detto quotidianamente per 5 anni, no, ecco, quindi appunto. Il piano paesaggistico, vecchio, cioè, voi sapete che abbiamo fatto un piano paesaggistico in questi anni, è sostanzialmente pronto, è chiaro che purtroppo dopo 3 anni di lavoro partecipato, perché anche questo è stato un lavoro estremamente partecipato, ci ha portato questa scelta a essere a 45 giorni dalle elezioni, diciamo, col piano paesaggistico che è in vigore, con l'inizio con quasi 150 comuni che hanno già fatto chi le convenzioni, chi sta lavorando sui piani integrati di zona, ma che probabilmente non sarà per motivi politici opportunamente adottare formalmente prima delle elezioni, perché è chiaro che andremo a condizionare una giunta futura, al di là della fiducia o meno di chi la potrà vincere. Questo lavoro quindi è stato fatto e ritorno un po' ai periodi di prima, cioè quello che quando si parte dal presupposto di voler rendere partecipa una comunità molto vasta, dobbiamo renderci conto che ci troviamo ordinariamente in una cosa assolutamente normale nella vita sociale, che è non il conflitto di interessi ma lo scontro di interessi, perché nella società c'è un ordinario scontro di interessi, no?
che non è solamente quello delle amministrazioni locali, no? Ma è quello di un modello di sviluppo che non condividiamo, se no altrimenti potremmo fare a meno di dare le lezioni, perché se avessimo un modello di sviluppo territoriale, sociale, economico di un certo tipo potremmo fare a meno. Quindi è un discorso complesso, noi l'abbiamo affrontato, non siamo, come dire, sostanzialmente l'abbiamo portato a termine, non abbiamo letteralmente il tempo, probabilmente, potremmo anche decidere diciamo, di adottarlo così, però e quello che è stato importante è che questo lavoro non andrà buttato via, nel senso che questo lavoro che è molto approfondito e che ha coinvolto tutti, comunque con un'accezione o meno non sarà buttato, quindi sarà in qualche modo strumento nuovo di programmazione territoriale. Il piano di paesaggio non è il piano di paesaggio ecologico, no? Il piano di paesaggio prevede tutto, l'urbanistica. E ci sono anche poi questi disallineamenti di tempo, poi finisco la risposta, che è quella che riguardava ad esempio i trasporti e le possibilità di collegamenti, perché è evidente che noi abbiamo fatto delle scelte sulle basi di quella che era un nostro progetto di sviluppo della regione, cioè incrementare la rotaia, cercare di evitare l'utilizzo del suolo soprattutto sull'asfalto, no? Abbiamo sospeso alcuni lavori, li abbiamo modificati, si è portato sull'alta velocità, che chiaramente ha bisogno di anni, ma insomma arriverà fino a Trieste, come sapete, ci sarà la terza corsia, ma soprattutto abbiamo fatto alcune connessioni. Una di quelle connessioni, ad esempio, riguarda sicuramente una velocizzazione del raggiungimento di Aquileia, diciamo dei siti. Non è ancora ultimato, tant'è che nell'appalto diciamo, tra l'altro oggi finalmente assegnato del trasporto pubblico, appalto da 1.800 milioni di euro che abbiamo oggi definito con la vittoria del Consiglio di Stato contro poi Bus Italia, una roba del nostro governo, per cui è una roba un po' anche curiosa, ma il fatto che comunque la cordata che vince è una cordata di ex provinciali, no? Sostanzialmente diciamo, di imprese locali, ha dentro tutta una serie di sviluppo possibile territoriale a non vantaggio economico, perché teniamo conto che lì dentro ci sono anche delle linee onerose per il gestore, no? Che non hanno redditività, ecco, che però potranno essere utilizzate proprio per riprendere questo ragionamento di connessioni. È chiaro che non potevamo fare il contrario, perché non essendo ad oggi ci sono mancati questi 5 anni, credo che fra qualche tempo, anche anzi forse fra i primi la nostra regione diciamo, potrà avere uno sviluppo più armonico del territorio anche sulla base. Ricordo che su questo poi potremo utilizzare, soprattutto nel prossimo 6 anni di finanziamenti europei, quello che non ha avuto successo al 14-20, che è la strategia della macro regione alpina, che non avendo risorse dedicate, ma essendo solamente una priorità, come dire, che passa a tutte le strategie europee, essendo partita nel 14, quando ormai la programmazione 14-20 era finita, non ha avuto nessun impatto, ma quella roba lì per la nostra regione è assolutamente importantissima, strategica, perché proprio può dare risposte da questo punto di vista. Prego. Buonasera, mi chiamo Alessandro Cencig, non sono un operatore del settore, devo dire che è stato estremamente interessante la serata di stasera, volevo solo lanciare un piccolo suggerimento che mette insieme macro e micro. In prospettiva credo che la maggioranza dei turisti, potenziali clienti del prodotto turismo italiano, sia sempre più meno autonoma, quindi tendenzialmente pigra e in cerca di pacchetti confezionati pronti da comprare. Da questo punto di vista penso che sia estremamente importante che con la supervisione del macro ci sia un focus, un'attenzione molto elevata sul creare pacchetti locali che consentano al turista internazionale che viene in Italia di poter dire: se vado in quella zona e mi interessa anche andare a vedere i siti UNESCO del Trentino piuttosto che del Friuli o della Sicilia orientale, trovo pacchetti che mi dicono: caro signore, tu in una giornata vieni portato in questo sito e non devi fare nulla, nel senso che ti vendiamo una esperienza giornaliera o plurigiornaliera preconfezionata, dove l'impostazione è locale, le risorse sono locali, ma magari la regia può essere più ampia.
Molto velocemente, no, è un po' il contrario, cioè tutte le ultime ricerche sui flussi turistici da qui al futuro ci dicono che si muovono esattamente in una direzione diversa. I turisti cercano due cose: di vedere i grandi monumenti, e quindi la visita, come dire, passiva, che va, l'ha detto bene l'assessore Torrenti, va fatta, va prevista, ma al contempo cercano un'esperienza unica, che non è per nulla un pacchetto, ma che è un'esperienza tagliata e disegnata esattamente sulle proprie passioni. Vi faccio solo due esempi. Quello che noi non siamo ancora riusciti a organizzare a livello misto pubblico-privato di governance italiana è Airbnb con Airbnb Neighborhoods o Booking con Booking Passion già lo offrono, cioè i grandi player dei mercati internazionali si muovono già passando dalla vendita della stanza, diciamo dell'accoglienza del posto letto, alla vendita di un'esperienza che è proprio tailor made esattamente per le passioni del singolo turista. E considerando che i nuovi turismi, cioè i nuovi flussi e le nuove generazioni si muovono molto sul digitale e quindi sono in grado di ritagliarsi quell'esperienza, noi dobbiamo sfruttare la capacità, io direi non tanto di concorrenza a questi grandi player di mercato, ma della loro capacità di orientare i mercati internazionali per cooperare e collaborare. L'esempio tipico è il tema dei borghi, che è uscito e che è importante per tantissimi dei nostri territori, finché è stata una strategia nazionale condivisa con le regioni ha funzionato. Quando è salita a bordo Airbnb, che l'ha deciso in maniera autonoma e ha proposto 8 borghi condivisi con noi e con le regioni su Airbnb, quei borghi in 4 mesi hanno aumentato di 3 milioni le proprie presenze, che per i borghi è enorme. Quindi ecco come non si ragiona più a pacchetti, o meglio c'è pure comunque un turismo che è ancora quello tradizionale, ma il turista del futuro chiede esperienza singola, personale, disegnata sulle proprie passioni, nemmeno più sul proprio, come dire, su un'idea di viaggio monotematico. Prego. Good evening, ladies and gentlemen. I'm from the UK, but I live here in Friuli, in Abruzzo. And I'm a cultural diplomat, and some of you may know me. I carried out a very successful exhibition on Aquileia, the Great Lost City, in London in 2015. I produced something. It was an initiative I had, and I worked for 3 years with passion. It wasn't recognized in the region. I've had no acknowledgement to that. 28 countries visited the exhibition over a period of 3 months. The British Museum and the professors at the British Museum acknowledged the preparation of the work. Oxford University acknowledged the preparation of the work. So did the UK Roman Society with 16,000 members. My question to Mr. Palumbo and to Guido from UNESCO is, how do you think someone who's spent 3 years of their own time with passion for the love of Aquileia and also for the love of Friuli Venezia Giulia should be rewarded when they at the end of the day had to spend their own private personal monies for a successful exhibition which cost me personally 68,000 euros because 2 promises were failed. I'd like to ask Mr. Palumbo how someone who's done something successfully is bringing in thousands of British tourists for the life of tomorrow and the day after should be rewarded from the region and from the Italian government for tourism. Thank you. And also Guido from UNESCO. Intanto complimenti per l'iniziativa, perché mi sembra che un'iniziativa all'estero la stessa cosa vale un po' per il sito di Pompei, no? Che all'improvviso è stato promosso con una mostra in Gran Bretagna che ha fatto in poche settimane più di 500.000 visitatori al British e quindi come dire, l'idea di unire la passione della visita alle iniziative dei privati è la dimostrazione di come non si può arrivare a sviluppare un'esperienza di passione esclusivamente con la partecipazione delle pubbliche amministrazioni, per quanto forti, competenti, ma bisogna far sì che le pubbliche amministrazioni mettano a disposizione l'infrastruttura materiale
materiale immateriale, che vuol dire sviluppare materiale utile a chi poi vuole fare una mostra, ma lasciare che l'iniziativa dei privati sia multiforme, no? Più che partecipare alle fiere internazionali, cosa che abitualmente si fa con gli enti di promozione turistica, un'iniziativa di questo genere che ha toccato 20 tipologie di nazionalità differenti di visitatori è in grado di moltiplicare gli arrivi ad Aquileia, immagino, non avendoli misurati, non sarà diretto, ma di moltiplicarli in maniera determinante. Quindi io credo che è proprio la dimostrazione di come pubblico e privato debbano collaborare insieme, soprattutto in un settore del turismo dove le risorse sono pubbliche, per definizione patrimonio e i servizi li sviluppano i privati, no? Non c'è modalità differente, le disponibilità di fondi e di risorse sono notevoli, non mi soffermo, però insomma ci sono sistemi di aiuti e accompagnamento alle imprese che rendono possibile questi processi di internazionalizzazione. Io How someone should be rewarded for a successful event of culture at a high level. onestamente non conosco i precedenti di questi fatti, quindi non ho capito com'è partita l'organizzazione di questo evento, che naturalmente è assai lodevole, evidentemente è cosa che nasce dalla passione personale, ma lei aveva avuto dei rapporti con le amministrazioni, le sono state promesse dei supporti, degli aiuti? Questa è la domanda. Do you understand when I speak in Italian? My question is very simple. How do you reward people who've done something in the term of culture and heritage for the good of Italy that is bringing in tourism and economic resources to the country when it was a successful event and basically no support was given? That was the question, it wasn't any other. I spent 3 years talking with the local authorities at every level, but everybody. As a former retired diplomat, I spent so much time realizing how important it was to get them on my side. I had 2 letters signed by the director of the Foundation of Aquileia saying, Mr. Marshall, we promise you financial support for 2 years. And they repeated it again. And at the 11th hour, they pulled out. The financial support was promised amongst all of the individuals. That included the Agricultural Department, it included Mr. Tarenti, it included Deborah Serracchiani, and everyone. And I'm so ashamed, and so many other people. I've taken the matter up, and it's still work in progress, because all I'm asking for is to be having the money that I spent personally returned, because the money that Friuli Venezia Giulia and Italian Tourism will be receiving in the years to come will be millions of euros. It's not begging. It's just saying there was a successful exhibition. I could give you countless number of names of professors and tourism officials in the UK and at UNESCO who would say, this is a shame. That's all I'm saying, nothing more than that. A very simple point of view about producing something for the good of the region. Mi dispiace, I'm sorry, but I cannot give an answer to your question because I was not involved in the preparation of this exhibition. You mentioned the region and you mentioned the Aquileia Foundation. I spoke with Mr. Brigand, Mr. Tarenti. Not with me, so I cannot give you an answer to that, I'm sorry. Not with you yourself. Not with me. Not with Mr. Colombo, but I mention it because 28 countries visited the exhibition, 8 ambassadors, Oxford and Cambridge, so many university professors came as well. It was a great success and it was important. Yes, I have to say when a very important exhibition is prepared, I think that the agreement between the parts should be done before, and not after the exhibition has been done. I don't know if Mr. Tarenti has something else to say, but I think there is not anything more to say. That I don't know the agreements you had. I'm sorry. Ok, anzi, vabbè, non vorrei chiudere questa sessione, ma penso che oramai il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio ancora la Camera di Commercio di Udine per aver organizzato questo forum, per avermi invitato a collaborare alla sua organizzazione di questa giornata, naturalmente non del forum complessivo. Ringrazio i relatori, insomma avere 2 così importanti relatori, oltre ai colleghi che hanno preso parte a questa giornata, e ringrazio naturalmente l'assessore
che è di casa, ma gioca in casa, e tutti i presenti che hanno resistito fino a quest'ora. Grazie e buonasera.